Per la nostra TV che vuol raccontare il Friuli, aver scelto l'Aquila come logo, abbiamo fatto bene? Più che bene, perché è proprio la nostra essenza, insomma, questo drappo e siamo orgogliosi. Piace anche al giornalista e storico Roberto Meroi la scelta di TV12 di utilizzare l'Aquila del Friuli nel nuovo logo della TV. L'Aquila vuol dire storia, cultura, appartenenza e orgoglio friulano, valori che TV12 intende trasmettere al pubblico dando voce al territorio. Cosa significa l'Aquila per il Friuli? L'Aquila è innanzitutto la bandiera del Friuli, che deriva appunto dal drappo che è custodito nel Museo del Duomo del patriarca Bertrando, che è stato ucciso nel 1350 e che poi è stato beatificato perché a quell'epoca, insomma, sembrava che avesse fatto anche dei miracoli, delle cose, per cui l'antichità parla che anche nel 1200, ancora prima, ci sono state delle monete con queste effigie dell'Aquila e quindi della bandiera del Friuli. L'Aquila di TV12 sta già entrando nel cuore dei telespettatori friulani, a cui l'emittente si rivolge e rivolge tutti gli sforzi di produzione, con gli appuntamenti di informazione ricchi di notizie e approfondimenti e le dirette degli eventi più importanti sul territorio, come la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pordenone del prossimo 8 marzo.